24esima curva del campionato di Serie D, il main event di questa giornata per il girone I è sicuramente la sfida del De Cristofaro, dove il Giuliano di mister Agovino, reduce dal pari per 1-1 allo stadio Aldo Campo di Ragusa, ospitava la terza forza del girone, il Football Club Messina, reduce invece da una vittoria spettacolare nell'ultimo turno allo stadio Franco Scoglio sul Nola per 2-0, firmata da Fissore e da Carbonaro. Un punto separa in classifica le due formazioni. A dirigere l'incontro il signor De Vincentis della sezione di Taranto, coadiuvato da Andrea Pasqualetta De Aprile e Marco Giudice di Frosinone. Non cambia il proprio credo tattico mister Gabriele, 4-4-2 per il Football Club Messina, con Marone guardiano dei pali, davanti a lui Casella, Guidadano, Fissore e Brunetti, in mediana spazio a Bevis, Alessandro Marchetti, Giuffrida e Correnti, tandem offensivo composto da Coria e Paolo Carbonaro. Coloratissimo e rumorosissimo il tifo in favore dei Tigrotti, quando grazie alle immagini a cura di Antonio Caroe possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre col primo tentativo di marca locale. Il tentativo però è totalmente sballato da parte del numero 4 Antonio Tarascio, giallo-blu, che si rendono pericolosi poco dopo con questa volée da parte del numero 11 Micillo, che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Marone. Prova ad alleggerire il forcing avversario allora il Football Club Messina, solido calcio di punizione di Alessandro Marchetti, sul quale prova a svettare Matteo Fissore senza successo. Qui Bevis scambia con Coria, chiama in causa Correnti, il quale allarga a sua volta in favore di Casella, che da uno sguardo dento prova a chiudere lo stesso numero 24 Riccardo Correnti senza creare grattacapi dalle parti di Mola. 3 minuti di recupero concessi al direttore di gara De Vincentis, dove non accadrà nulla da annotare sul nostro taccuino. Un primo tempo piuttosto noioso da queste due formazioni. Possiamo passare allora a raccontarvi del film della ripresa, che si apre con la prima iniziativa di marca giallo-blu, il tentativo ancora di Micillo, che però fa il solletico a Marone, che blocca la sfera in presa sicura. Dall'altro lato si fa vedere Correnti, che scambia con Carbonaro, penetra in area di rigore, Correnti sguscia, Correnti ci deve mettere i guantoni il numero 1 locale Mola. Dal corner che ne consegue, solita palla liftata dentro di Facundo Coria, prova Carbonaro, sopraggiunge Bevis dalle retrovie, da buona posizione però calcia alle stelle il numero 93. Al minuto 55 fuori Facundo Coria, dentro Ezechiel Melillo, e questa è la prima mossa di mister Ernesto Gabriele. Giuliano che però torna a farsi pericoloso in avanti, il tentativo questa volta di Orefice. Marone controlla che la sfera si spenga a fondo campo. Segue il secondo cambio dell'FC Messina, con Miele che va a rilevare un infortunato Brunetti, Alessandro Marchetti che va a scalare sulla linea dei difensori. Occhio però al Giuliano qui con Orefice che sguscia in area, atterrato da Guidadamo, indica in maniera decisa il dischetto del calcio di rigore. Il direttore di gara De Vincentis dal punto di battuta si presenta Gennaro Esposito, all'occasione per siglare la quarta rete in 3 giornate. A tu per tu con Marone, va Esposito, ma Marone lo ipnotizza, si resta sullo 0-0, il miracolo del numero 12 giallorosso. Di lì a poco verrà anche allontanato il tecnico dei Tigrotti Agovino per qualche protesta all'indirizzo del direttore di gara. Si prosegue intanto con i cambi, infatti staffetta tra Carbonaro e Lucas D'Ambros, l'ex Trapani infatti entra al De Cristofaro. Occhio però al Giuliano ancora pericoloso in avanti, qui Marchetti rimedia il secondo giallo per questo atterramento ai danni di Orefice. Ineccepibile la decisione del direttore di gara De Vincentis, Football Club Messina che dovrà terminare in inferiorità numerica dentro Falco, fuori Correnti. Occhio però al Giuliano che vuole sfruttare la superiorità numerica con Orefice, deviato il suo tentativo da Matteo Fissore, ingannato Marone. Arriva la doccia fredda a 2 al termine per la formazione di mister Ernesto Gabriele. Il Giuliano mette la freccia grazie alla firma del proprio numero 10 Orefice. Termina così la sfida dopo 5 minuti di recupero. Le Tigri scavalcano in classifica proprio il Football Club Messina, atteso ora dalla prossima sfida interna contro il Savoia. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento alla prossima.